Siamo giunti alla quarta corsa, una delle due prove più affollate della serata. Miglio per 12, quindi due file al completo, 1 Titanio Baldini, 2 Zappo Lennart Ongi, 3 Bliss del Circeo, 4 Aloha Bay, 5 Uragano Spritz, 6 Sharm el Sheikh. Seconda linea 7 Bruno Ska, 8 Zuvetic CSM, 9 Special Matto, 10 Bomber Alter, 11 Vento da Barco, 12 Ultras Griff. E proprio Ultras Griff il favorito, numero 12 Andrea Vitaliano in sediolo. Stacca la macchina con veloci Sharm el Sheikh e Uragano Spritz all'interno, passa Sharm el Sheikh in 100 metri su Uragano Spritz, velocissimo anche Ultras Griff dal numero 12. Si ritrova però scoperto all'esterno dopo 200 metri di gara, allora punta dritto su Sharm el Sheikh, subito il favorito sul controfavorito, e Ultras Griff riceve strada dopo 400 metri, deve spendere chiaramente dal numero 12, ma ora al comando c'è Ultras Griff, 29-1 dal 12, che significa ovviamente spesa maggiore. All'esterno la progressione di Bliss del Circeo, che non dà un attimo di respiro al battistrada, che completa i 600 in 45 e mezzo. E ora davanti alle tribune vede appunto Bliss del Circeo che si trascina Bomber Alter, anche Vento da Barco per corsie esterne, a sua volta seguito da Zuvetic CSM, mentre il treno interno è sempre formato da Ultras Griff, quindi Sharm el Sheikh e Uragano Spritz. Se ne va il chilometro, completato in 1:16:2. Insiste all'esterno Bliss del Circeo, che copre Ultras Griff a 500 dalla conclusione. Alla corda rimane Sharm el Sheikh, poi Uragano Spritz, 400 al palo con Ultras Griff che torna ad accelerare e guadagna un paio di lunghezze. Bliss del Circeo in difficoltà sulla curva conclusiva, viene rimontato nuovamente all'interno da Sharm el Sheikh. Completamento della curva, ingresso addirittura d'arrivo, in vantaggio si presenta Ultras Griff. Ultras Griff nel finale accelera per concludere isolato ed è il primo favorito della serata a segno Ultras Griff con Andrea Vitaliano, secondo posto per Sharm el Sheikh, al terzo chiude ancora un ottimo Bliss del Circeo, 1:15:4 con 32 a chiudere. Vittoria agevole comunque per Ultras Griff, che ha speso molto in partenza, 29-1 dal 12 per sopravanzare Sharm el Sheikh, ma erano i due più forti e lo hanno confermato in pista. Ultras Griff, Andrea Vitaliano in sediolo per la scuderia Fior di Loto, quota di 2 a quota fissa.